Me ne vado e poi parti. Salve e benvenuti a tutti alla presentazione di Cristina. Conosceremo il suo libro Canto Libero, una raccolta poetica. Le sue poesie che saranno lette da Francesca Del Vicario, l'attrice. Grazie Marco, questo è il libro. Il libro che presento si chiama Canto Libero ed è una raccolta poetica dove andremo a toccare diversi argomenti. Chiedo a Cristina, come nasce questa raccolta poetica? Diciamo che Canto Libero è un cantore dell'anima, quindi di sentimenti soffusi, incisi. E quali sono gli argomenti che vai a trattare Allora, poi? l'argomento principale è l'amore. Come mai? Perché sofferenze della vita mi hanno incisa parecchio, quindi esaltando molto la personalità, per cui ho deciso di scrivere proprio per, diciamo, come liberare l'anima. La penna come valvola di sfogo. Brava, esatto. E come mai c'è l'assenza dei titoli nelle poesie, questa scelta? Perché è un canto libero, e sono emozioni che si vivono al momento, ciò che penso lo tiro giù, senza dare un riferimento particolare, sempre però l'amore è l'argomento. E anche il secondo libro che andrà a pubblicare sempre va a sì, trattare il tema esatto, dell'amore? sì. Si parla sempre d'amore, sono sempre una raccolta di poesie, ma anche frammenti di narrativa, spezzettoni di tipo cime tempestose, le tempeste dell'anima. Prima, quindi Sempre preferisci rima, la rima? Sì, esatto. Ci sono molti elementi biografici quindi nel tuo libro? Sì. Fantasia zero? Beh, qualche pizzico di fantasia c'è. Invitiamo Francesca a leggere una poesia così ci dici come nascono. Ma dimmi, ma mi pensi assai che non mi sussurri mai? Ma cosa sarà mai? In fondo sono solo poche parole, non ti costa niente. Rincuora una mente, non ti fa sentire solo, in questo mondo così distratto, che si perde in frivolezze, che sono solo sciocchezze. Ma dimmi piuttosto chi sono io per te, che canto il mio amore con tanto di stupore. Ma che ne sai, cosa mi passa per la testa? Non sa chi dar retta, prego e impreco, solo una notte di pura follia, per sentirti soltanto me. La mia vita, le 1001 notte senza rotte, viaggiando per mari e monti, inseguendo falsi tramonti alla ricerca della felicità, al di là dei continenti immensi, ove il coraggio era necessario per la sopravvivenza, alla violenza e alla dipendenza, ove ogni regola viene infranta come esultanza, ove non v'è morale, nemmeno al supplizio venale. La sofferenza fu la mia penitenza, di scelte che hanno segnato il mio cammino durato una vita, che ora è finita, perché io sono risorta dalle ceneri, in questa nuova era che è quella vera. E tolta questa frase dal cilindro, un progetti futuri. Oh, c'è hai il secondo libro, abbiamo qualcosa in cantiere. Continuerò a scrivere, certo, questo sì, perché mi piace scrivere. Però altre cose in me, no. Ah, trovare l'amore, quello sì. Faccio sapere se... Arriverà, no? Lo c'è canto, materiale in giro, lo non lo canto, so. qualcosa verrà fuori. Dici, a furia di cercare qualcosa uscirà.